sua lettura, esposizione, ecco, non ho capito una cosa, quando suddetta la città metropolitana, come si scambiano la provincia di Venezia con la città metropolitana? E questa convenzione dura un anno, forse, giusto? Scusi, fino al 31-12 di anni. Di solito durava un anno, di volta in volta viene prorogata di un anno, adesso forse non ricordo male. Forse proprio per l'occorrenza durerà solo a fine anno perché inizierà la città metropolitana e molte cose verranno ripensate. E questo per me era un tema importante perché comunque il 1 gennaio le famiglie fragili resteranno, cioè non è che il fatto che arriva un'istituzione nuova, no. Quindi suggeriamo, se possibile, da parte vostra, di prendere decisioni problematiche e di affrontarla prima che arrivi a scadenza, che sia opportuno che dal 1 gennaio sia da una visione su quello che accadrà. E io, vabbè, sono stato interpretato da un discorso a parte. Grazie. Prego, Assessore Gino. Grazie Presidente. Sì, l'articolo 7 della Convenzione che presenta il protocollo d'intesa è valido per l'anno 2014. Gli scade il 31-12 e comunque ha una scadenza automatica nel momento in cui dovesse subentrare nelle competenze di un altro ente. Abbiamo già interessato il Sindaco di parte regionale Presidente della del Consiglio sulla città metropolitana di attivarsi anche per le sensibilizzazioni su questo tema. Se non ci sono altri interventi, mettiamo i voti il punto 7 all'ordine del giorno. Voti favorevoli. Mettiamo l'immediata agibilità, voti favorevoli. Ok. Allora, punto finale. Allora, discutiamo l'ottavo punto all'ordine del giorno, modifica al regolamento sull'imposta di soggiorno e relaziona l'assessore Russo. Sì, buonasera, grazie Presidente. Abbiamo individuato, penso che con la deliberazione del Consiglio Comunale numero 88 del 2012 l'amministrazione comunale ha adottato il regolamento sull'imposta di soggiorno. Con la deliberazione del Consiglio regionale numero 11 del 14 giugno 2013 ad oggetto lo sviluppo e sostenibilità del turismo veneto, la Regione Veneto ha definito il nuovo quadro normativo per il turismo e l'industria regionale, superando la legge regionale numero 33 del 2002. La Ditabaco, concessionaria del servizio di riscossione degli imposti di soggiorno, ha rivolto quindi all'amministrazione comunale con le proposte di modifica sulla modalità di versamento degli imposti di soggiorno. Quindi abbiamo ritenuto a tal fine di modificare l'articolo 2,1 del regolamento degli imposti di soggiorno al fine di una generalizzazione delle previsioni normative regionali e statali secondo la seguente dicitura. Presupposto dell'imposta è il pernotamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio dei comuni di Caore come definite dalle leggi regionali sul turismo, nonché dalla legge 96 del 2006 e dalla legge 431 del 98. Questa è la prima modifica, quindi abbiamo recepito la legge regionale 11. Invece alla proposta fatta dall'Abaco all'articolo 7, aggiungendo il comma 3 che al regolamento degli imposti di soggiorno al fine di semplificare l'onere del versamento rispetto alla montare del detto punto a carico del gestore della struttura ricettiva con la seguente dicitura.
al fine di semplificare l'onere di versamento rispetto all'ammontare del dovuto per somme inferiori a 100 euro riscosse nel periodo di riferimento, sarà possibile accorpare il dovuto nel versamento riferito al periodo successivo, il termine ultimo e definitivo dell'esercizio finanziario di riferimento il 31 dicembre. Preso atto che tali modifiche sono state sottoposte all'attenzione della Consulta sul turismo istituita ai sensi del regolamento per le imposte di soggiorno, giunta deliberazione del Consiglio Comunale numero 240 del 6/12/2012, nella riunione del 6/5/2014, come dai verbali dagli atti, si delibera di modificare il regolamento sull'imposta di soggiorno approvato con la delibera del Consiglio Comunale numero 88 del 29/11/2012 come segue. Articolo 2. Presupposto dell'imposta viene riformulato all'articolo 1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento delle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune come definite dalla legge regionale sul turismo, nonché dalla legge 96 del 2006 e la legge 431 del 98. Poi, all'articolo 7 versamenti viene aggiunto il comma 3 al fine di semplificare l'onere di versamento rispetto all'ammontare del dovuto per somme inferiori a 100 euro riscosse nel periodo di riferimento. Sarà possibile accorpare il dovuto nel versamento riferito al periodo successivo. Il termine ultimo è definito nell'esercizio finanziario riferimento al 31 dicembre. Grazie Assessore Russo. Prego Consigliere Morini. Grazie Presidente. Noi siamo sempre stati, e lo siamo tuttora, contrari a questa imposta, un'imposta odiosa, un'imposta che tra l'altro ci vedeva contrari non da soli ma anche ad altri consiglieri che attualmente invece propongono di modificare anche il regolamento. Ciò non toglie però che la contrarietà nostra persiste anche laddove si tratta di modificare un regolamento che peraltro è finalizzato a riscuotere e a gestire un'imposta il cui gettito sembra non aver trovato poi una collocazione, il cui gettito sembra non abbia consentito poi di acquisire quelle risorse necessarie ad implementare un'attività turistica e di promozione turistica che in realtà oggi come oggi sembra essere assolutamente lasciata a se stessa, quasi come se lui fosse l'assessore al turismo. Ma ciò non toglie che leggo dalla stampa recentemente addirittura vengono rivolti appelli perché vi siano degli sponsor, perché altrimenti non vi sarebbero delle manifestazioni. E allora questo 1.320.000 euro che fine ha fatto? È possibile sapere se vi sia o meno un programma delle manifestazioni, se questo programma sarà o meno adottato, oppure dovremo attendere ancora l'incasso di un ulteriore milione e rotti di euro per apprendere che di questi soldi nulla è stato speso per la manifestazione in quantato, nulla è stato speso per la manifestazione in quantato. Per ultimo, e certo il mio non vuole essere un intervento polemico, ma questi sono fatti, devo osservare come la recente inaugurazione del parcheggio scambiatore abbia evidenziato come il collegamento ancora non abbia dato i frutti sperati, semmai sia stato attivato, che il parcheggio rimane persiste, oltre che permane, sempre vuoto, non vi è alcuna indicazione che il turista debba parcheggiare preferibilmente là e venga invitato a parcheggiare là, non ci sono cartelli che lo regolamentano, né vi sono stati servizi nelle giornate magari di maggiore affluenza che avessero convogliato il traffico veicolare dei turisti o dei pendolari presso quell'area di sosta piuttosto che farli entrare in centro storico. Allora dobbiamo persistere nel raccogliere un'imposta di soggiorno i cui fondi poi vengono annacquati nel bilancio comunale,
o dobbiamo invece essere più coerenti con le nostre idee ed opporci all'introduzione di ulteriori imposte e magari puntare preferibilmente rispetto ad una accurata gestione del bilancio, ad una lotta agli sprechi e quindi alla valorizzazione delle risorse? Grazie consigliere Bonini. Sì, prego. Busso. Sì, grazie. Consigliere Bonini. Vede Capogruppo Bonini, iniziamo. Allora, per quanto riguarda le manifestazioni, lei non sa niente, mi piace perché nel sito dell'amministrazione c'è l'elenco mese per mese di tutte le manifestazioni ed è in continuo aggiornamento perché forse non si ricorda, ma lei è stato assessore al turismo, le manifestazioni arrivano proprio in questo periodo una dietro l'altra, siamo sempre pronti ad intervenire e sostenere le manifestazioni. E ce ne sono parecchie, sempre di più, come se lei ha occasione di vedere nel sito dell'amministrazione dove è indicato bene. Per quanto riguarda gli imposti di soggiorno, vede, è facile fare notizie da bar, ma lei legge i giornali. I giornalisti scrivono quello che vogliono, non si informano. Io sono 1 anno e 2 anni che sono assessore al turismo, il giornalista non mi ha mai richiesto un intervento da parte mia, sebbene io l'ho richiesto, di scrivere come stanno le cose. La consulta del turismo, che è un organo importante, di cui fanno parte tutte le nostre categorie, gli albergatori, commercianti, l'ASCO, il Consorzio Renini, che inizialmente la pensavano come lei, stanno cambiando idea, perché hanno capito che l'imposto di soggiorno non è una tassa, è un valore aggiunto per quello che la località può dare al turista. Ecco, io mi fermo qua. Se vogliamo andare avanti, c'è tutta una serata dedicata, mi piacerebbe con tutti, la invito anche a essere presente a una di quegli interventi con la consulta sul turismo, perché capirà quanto è importante fare il turismo. Per molti anni a Caole si è dimenticato di fare promozioni, di fare manifestazioni che abbiano una valenza per il turismo. Fortunatamente adesso questa amministrazione, già anche la precedente, hanno capito l'importanza di intervenire in questa ottica. Quindi noi ci stiamo muovendo, gli albergatori si sono accorti e si stanno avvicinando con noi. Non ultimo, abbiamo condiviso con la consulta il chiedere un aiuto, chiamiamolo così, da un esterno per indicarci quale sia la strada su cui noi dobbiamo andare. Siamo in fase di perfezione, quindi non ci fermiamo qua, non è che non facciamo niente, manifestazioni culturali ce ne sono, sportive ce ne sono, riempiamo Caore, riempiamo l'Expo, ma manifestazioni che hanno carattere turistico ce ne sono, mi faccia la cortesia e vado a vedere. Grazie. Grazie assessore Busso, prego consigliere Bonini. Grazie Presidente, se legge questo microfono mi permetto di puntualizzare alcune cose, alcune inesattezze che magari l'assessore che sa tutto magari ha dimenticato magari di osservare come in realtà certi eventi non siano stati organizzati dal Comune. Ha dimenticato di osservare come in realtà non è certo il giornalista che deve andare alla ricerca dell'assessore, ma magari sarà l'assessore che dovrà impiegare anche quei fondi che magari doveva raccogliere con quell'imposta per dare risalto al produttore di comunicati stampa con una campagna divulgativa idonea allo scopo, cosa che evidentemente non ha fatto, perché se non riesce a parlare addirittura con il giornalista sono problemi suoi. Se poi vogliamo considerare il fatto che, solo perché ha discusso la questione con la cosiddetta consulta del turismo e raccoglie magari il consenso degli albergatori, quello che dice lei, ci sono anche altri operatori, ci sono anche i cittadini che non sono comunque evidentemente così soddisfatti
di quanto lei sta facendo, perché io continuo a sentire ininterrottamente lamentele sempre il fatto che se ci sono delle manifestazioni queste non vengono promosse, queste non vengono pubblicizzate, e a differenza delle località turistiche vicine, Caule è ancora in alto mare. Grazie per questo complimento. Sì. Prego, consigliere Tomò. Come gruppo Orin, alcune questioni che lei ha riportato posso anche condividere. Lei sa che io però parto da un concetto completamente diverso, abbiamo un concetto completamente diverso e riteniamo che questo concorso che fanno coloro che vengono nella località di Caule sia opportuno. Possiamo entrare nel merito, lei non era ancora arrivato nella destinazione, abbiamo chiesto l'assessore, ma non sarà oggetto di dibattito del Consiglio Comunale, le forniremo anche il capogruppo Teso che ha chiesto questi documenti che riguardano sostanzialmente, in poche parole, quelle risorse che vanno nelle casse dell'assessore al bilancio di Noviga, che vengono naturalmente ripartite, e quando si parla di eventi sono, come diceva l'assessore, ci sono eventi a carattere turistico, sono a carattere culturale e sportivo. Poi ci potrebbero essere anche degli interventi strutturali, sappiamo che stiamo discutendo, abbiamo anche la modifica del regolamento. L'assessore diceva che leghiamo la legge 11, ma in realtà se leghiamo le leggi regionali sul turismo, qualsiasi esse siano, quindi anche quando cambiano, la questione sta nel fatto che questa legge svuota, cioè implica che siano le amministrazioni locali o le realtà locali si preoccupino non solo delle manifestazioni, su quali io credo che ci debba essere un concorso anche delle attività imprenditoriali. Ma qui sinceramente ci aspettiamo noi nella nostra compagine, aspettiamo siano fatti anche degli interventi strutturali, perché non è solamente l'evento in per sé, ma è la promozione e l'accoglienza che deve essere tenuta in considerazione. E naturalmente queste cose vengono delegate sempre di più agli enti periferici, le risposte devono andare. Noi, se dobbiamo entrare nella discussione, vorremmo entrare sulla destinazione e sull'assegnazione di queste risorse che devono tener conto anche dell'aspetto strutturale. Grazie consigliere Tomò. Passo la parola al sindaco. Prego sindaco. Solo un inciso relativamente alla questione del parcheggio scambiatore, che francamente non so come dalla delibera che prevede delle modifiche in senso favorevole agli operatori del turismo si va a parlare di parcheggio scambiatore. Comunque, essendo fuori pista, io replico perché sono stati chiesti dei dati, senza non potendo non segnalare che riguarda lei comunque coglie l'occasione per fare una provocazione che pure proporremo. In ogni modo il parcheggio scambiatore non è stato finanziato con il pronto di soggiorno come tutti ben sappiamo, ma un contributo regionale ed in parte da fondi di bilancio del comune, ma non dall'imposta di soggiorno. Almeno il trasporto pubblico locale è finanziato con l'imposta di soggiorno relativamente a parte del prossimo anno. Quindi fatta questa precisazione ricordo anche che nell'ambito di quel contributo a 1.290.000 euro che vanno a casa della regione e dei 220.000 euro sono stati messi in fondo di bilancio, non è stato fatto solo il parcheggio scambiatore, è stata realizzata una pista ciclabile e una rotonda, un incrocio per appunto ricorrere del territorio. Fatta questa precisazione, il bus navetta già attivo è stato annunciato, la stampa l'ha riportato ed è attivo dal 1 maggio, okay? Questo è un dato oggettivo. Per quanto riguarda i cartelli abbiamo deciso su entrambe le strade provinciali
bisogna andare a sostituire il testo dei cartelli esistenti, quelli che prevedono parcheggi all'esterno della città rispetto all'ambiente, eccetera, questo è il testo, con dei cartelli anche in lingua diversa dalla lingua italiana, per andare a segnalare che si tratta di utilizzo gratuito del parcheggio e gratuito del bus navetta. Questi cartelli vengono installati, salvo proprio dell'ultimo momento, dopo domani. Per quanto riguarda invece le criticità legate all'inutilizzo del parcheggio scambiatore, ho più volte ripetuto che questa stagione è un banco di prova, lo è anche per noi che lo abbiamo portato a compimento, ed è un banco di prova per capire come far parcheggiare le auto fuori. Poi potremo semplicemente dire che per ogni auto che comunque non parcheggia all'interno di parcheggia fuori nello scambiatore abbiamo comunque realizzato un aspetto positivo per l'ambiente e per la città a livello di circolazione. È una scommessa quella di riuscire a farlo lavorare bene, la prima è stata di analisi delle criticità e poi vedremo. Ok, mettiamo al voto. Prego, capogruppo Brini. Grazie Presidente. Innanzitutto io non ho detto assolutamente che l'imposta di soggiorno era servita per finanziare il parcheggio scambiatore piuttosto che i collegamenti di trasporto pubblico locale, per cui mi pare che a questo punto può restare sia il sindaco. Detto questo, comunque sia, l'attività di promozione del parcheggio scambiatore non è stata sufficientemente attuata. E ciò non toglie che quello che è stato fatto sia insufficiente, quindi l'attività dell'amministrazione comunale sul punto, e qui non è che sia fuori luogo l'argomento, perché stiamo parlando di imposta di soggiorno, e anche se in sede di modifica del regolamento può essere uno spunto per questa amministrazione se vuole cogliere, altrimenti può anche fare a meno di ascoltare. E quindi si tratta semplicemente di capire se devono essere sostituiti dei cartelli. Quei cartelli che devono essere sostituiti evidentemente non sono sufficienti, non sono idonei, non sono posizionati dove andrebbero posizionati. Grazie, prego Sindaco. Questa è una mera opinione sua che per fortuna non è condivisa dalla maggior parte delle persone, e anche sotto il profilo tecnico è stato suggerito che la sostituzione di cartelli esistenti sulle provinciali con cartelli di nuovo conio in 3 lingue che abbiamo fatto, segnalando che la gratuità non è solo del parcheggio ma anche del percorso di trasporto pubblico con collegamento con il centro, praticamente con la stazione, è una buona soluzione. Lo vedremo adesso. Lei, capisco che lei vuole i risultati immediati, ma il giorno che il sindaco ha inaugurato lei non deve vedere prima, anch'io l'avrei voluto vedere prima, ma non facciamo così di cose, lei lo sa bene, capogruppo. Grazie Sindaco, mettiamo ai voti quindi il punto numero 8, quindi voti favorevoli. Voti contrari. Allora passa con 14 voti e 2 contrari. Mettiamo immediata eseguibilità, voti favorevoli. Voti contrari. No, passa con 9 voti favorevoli e 7 contrari. Mettiamo il punto numero 9 all'ordine del giorno, relazione all'assessore Minoira. Approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2013. Prego, assessore Minoira. Messo che l'articolo 227 del decreto legislativo 267 del 2000 disciplina la formazione del rendiconto della gestione comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto di patrimonio. Preliminarmente alla redazione dei documenti contabili va acquisito il conto del tesoriere dell'ente relativo all'esercizio 2013 e deve essere reso ai sensi per i effetti di cui all'articolo 226 del medesimo testo normativo. Tale conto è stato consegnato in termini ed è stata verificata la concordanza dei suoi contenuti di scritture contabili dell'ente.
Il conto del bilancio è stato redatto sulla base delle risultanze conclusive dell'esercizio 2013, della procedura di accertamento dei residui attivi e passivi effettuati in conformità all'articolo 228,3 del citato decreto legislativo con determinazione numero 79 del 23 aprile 2014 del dirigente del settore delle finanze. Dato atto che agli atti citati e punti precedenti, anche se non materialmente allegati, sono presenti agli atti d'ufficio e costituiscono parte integrante della presente deliberazione. Visto lo schema di rendiconto della gestione di esercizio 2013, composto dal conto del bilancio, del prospetto di conciliazione, del conto economico e del conto di patrimonio, tutti contenuti nell'allegato 1 al presente atto. Vista la relazione sul rendiconto di gestione prodotta dall'organo esecutivo ai sensi del combinato disposto degli articoli 151,6 e 231 del decreto legislativo 167/2000, approvata con deliberazione numero 59 del 15/3/2012, che è in allegato al numero 2, in realtà qua rettifico perché è stato un errore di battitura, in realtà è la numero 88 ovviamente del 30 aprile appena trascorso. Vista la relazione dell'organo di revisione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera D del decreto legislativo 267/2000, che è costituente l'allegato numero 3 del presente atto, tanto premesso si propone al Consiglio Comunale di deliberare di approvare il rendiconto della gestione di esercizio 2013, i suoi contenuti, come da allegato numero 1 al presente atto. Questo qui ovviamente riguarda, come detto prima, il conto al bilancio, il conto economico, il conto del patrimonio e sono riferiti, anche qua c'è stato probabilmente un errore di battitura, riferiti al 31/12/2013 e non 2012 come erroneamente indicato. Dinariato altresì che si costituiscono altresì allegati alla presente deliberazione, come detto prima, la relazione della Giunta Comunale al rendiconto della gestione approvata dalla deliberazione numero 88 del 30 aprile 2014, che è in allegato al numero 2, la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti all'allegato numero 3, prospetti relativi alla gestione del SIOPE all'allegato numero 4 e l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute nel 2013 all'allegato numero 5 e infine di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31 e seguenti del vigente regolamento per la contabilità, con particolare riferimento a termini di deposito preventivo degli atti a disposizione dei consiglieri comunali. Grazie Assessore Minoia. Facciamo complimenti. Nessun bene, consigliere dopo la facoltà. Allora, devo dire che sostanzialmente dobbiamo fare un'analisi e una considerazione del tempo. Il fatto che l'avanzo di amministrazione fino a qualche anno fa era un sintomo negativo. Penso che si diceva, se avanzano troppi soldi vuol dire che il programma non è stato approvato. Ed è una realtà questi temi, una realtà che sicuramente gli enti locali, le amministrazioni periferiche devono cercare di scherzare. Nel senso, ed è ormai noto in tutta Italia, quanto sia il movimento dei sindaci, quante siano le dichiarazioni che ci sono soldi in cassa e non si possono spendere. E appare evidente questo nel momento in cui ci sono poste che non si riescono sostanzialmente a mettere in spesa, soprattutto
quelle che riguardano le capitalizzazioni, quindi anche aspetto che di conseguenza degli investimenti che poi di conseguenza producono anche risorse. Vuol dire che pochi giorni fa siamo stati anche alle elezioni europee, devo dire che la politica, la mentalità italiana viene sempre più mortificata sotto questo. Il fatto che molte amministrazioni riuscivano a creare dei debiti, ed era uno dei principi fondamentali dell'economia nazionale, ma non erano dei debiti, erano degli investimenti che sia nelle famiglie ma sia nelle amministrazioni costituivano un volano per poi riuscire a realizzare, e poi nel tempo si riuscivano a pagare questi interventi. Purtroppo ci troviamo costantemente, io spero che questa cosa finisca, perché sostanzialmente una amministrazione pubblica che si trova di fronte a questi veti della questione del patto di stabilità deve avere dei vincoli che implicano una difficoltà di esercizio e una difficoltà a risposte immediate anche ai propri cittadini. Noi con il nostro bilancio cerchiamo di salvaguardare le categorie cerchiamo di dare dei servizi, ma attenzione che questo indirizzo nella parte del tempo, proprio perché non c'è questa attività imprenditoriale, non c'è questa attività di investimento, diventa una gestione del bilancio pubblico a livello assistenziale, cioè a ridursi, a creare pochi stimoli anche nella cittadinanza e anche nella mentalità del risparmio, ma anche dell'investimento che è la tipica della nostra nazione. Probabilmente ho divagato, ma su una questione nazionale ed europea, ma la sostanza, certi comuni virtuosi, come è sempre stato, cioè il comune di Cavo, si sono costretti a fare dei piani, a fare dei programmi, dei progetti che abbiamo approvato qualche settimana fa, e alla fine del proprio anno amministrativo per presentare all'avanzo dell'amministrazione che è un fattore positivo solamente perché saranno ridotti per qualche parte a ridurre i numeri, non solo, ma anche per quella che è la parte. Quindi sinceramente l'attività amministrativa diventa un calcolo su quelli che sono gli obblighi, le regole che ci impone la comunità europea, che poi a sua volta costringe con degli atti regolamentari il governo, ma poi anche il governo centrale, l'amministrazione centrale, a gravare poi sulle questioni locali. Questo al di là poi lo farà, credo, lo farà il capogruppo per gran parte dell'anno che abbiamo contribuito a cercare la partecipare nell'attuazione del programma, quindi sostanzialmente al di là di quelle osservazioni che ho fatto, è chiaro che probabilmente alcune cose non si è riusciti a realizzarle, ma proprio questi aspetti. Grazie consigliere Rollo. Ci sono altri interventi? Bene, mettiamo a votazione il punto numero 9, voti favorevoli. Voti contrari? La votazione 14 punti favorevoli, 9 contrari. 2 contrari.
Allora, 11° punto all'ordine del giorno, mozione, introduzione del bilancio partecipativo. Prego, in relazione al consigliere Capogruppo Molini. Grazie Presidente. La lettura del testo della mozione era già stata data in occasione della presentazione, per cui se ritenete la darei per letta anche per non tediarci ulteriormente. Mi preme soltanto in questa sede sottolineare, così come peraltro era stato anche scritto nel testo della mozione stessa, che questa è una proposta di delibera che parte dalle considerazioni derivanti dall'approvazione delle linee programmatiche relative alla realizzazione dei progetti da realizzare nel corso del mandato di questa amministrazione, così come peraltro contenute nella cosiddetta mozione marchesana deliberata il Consiglio Comunale il 23 dicembre 2013 e da ultimo anche il Consiglio Comunale del giorno 11 febbraio 2014, dove queste prevedono espressamente la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa. Ora, la proposta del bilancio cosiddetto partecipativo era una proposta che questo gruppo consigliare aveva già svolto in precedenza, però è proprio l'approvazione di queste linee programmatiche che ci ha spinto a riproporre la mozione. Tra l'altro mi stupisce che siamo stati noi ulteriormente a doverla proporre questa adozione di delibera, in quanto ci sarebbe aspettati, come del resto pure per quanto riguarda le commissioni consigliari, il cui numero è stato finalmente portato a 5, che dopo ben 6 mesi di nuova amministrazione fosse stato qualcuno della maggioranza a farsi carico della proposta. Auspico pertanto il voto favorevole. Grazie Capogruppo Molini. Ci sono interventi? Volevo chiedere, consigliere Presidente, siccome mi ricordava all'ordine del giorno il punto 10, cosa ne ha fatto? è stato ritirato. Prego, Capogruppo Teso. Scusi Presidente, ritirato per quale motivo? Solo per sapere se è una cosa... Faccio rispondere al Sindaco. Prego, Sindaco. Era un punto che dobbiamo portare all'attenzione del Consiglio Comunale con la valutazione di bilancio numero 1. E diciamo che era già tutto predisposto. Il problema di natura tecnico-informatica relativamente all'utilizzazione del software che di fatto si è piantato, credo, comunque non ha dato risposta per poter fare la variazione di bilancio. Quindi adesso vediamo, probabilmente sarà portata all'attenzione della Giunta e con variazione d'urgenza e poi la traduzione del Consiglio Comunale si rettifica. Quindi non è una questione relativa al contenuto della lezione che va portata avanti, perché c'è una necessità proprio dal punto di vista tecnico e informatico. Votiamo. Ci sono interventi? Prego, consigliere Molini. Scusa, consigliere Tolou. Vedo, Capogruppo Molini, che lei sostanzialmente fa delle proposte, devo dire, a nome quasi cita l'attuale maggioranza e vuole attuare il programma di questa maggioranza non eletta dai cittadini. È una cosa che sostanzialmente è vero, nella mozione poi è diventata anche argomento parla della partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa e questa può essere una delle motivazioni. Devo dire che dirà realmente non condividere alcuni passi, non della sua mozione, ma dell'aspetto del programma di insediata maggioranza. Io credo che non
ci siano preclusioni sotto questo aspetto. Adesso non so se la maggioranza ne ha da un punto di vista culturale o gestionale della questione. Io mi chiederei solamente formalmente che si possa anche ragionare su queste cose qua anche in forma preventiva e approfondendo le questioni nella competente commissione. Quindi qua di impegni grossi non è che ce ne prenda molti. Il sindaco della giunta di attuare e intraprendere nei tempi utili anche in forma sperimentale lo strumento democratico del bilancio partecipativo del comune. Io proprio perché vorrei che questa delibera andasse in porto appunto per una più attenta partecipazione da parte dei cittadini, visto che le commissioni si sono allargate e che c'è un auspicio che qualcuno chiedeva addirittura che fossero pubbliche, aggiungerei, interessando, cioè questa cosa si può sviluppare interessando la competente commissione consiliare ad approfondire le possibilità di applicazione di questo dispositivo. Però se non c'è la volontà di prendere in considerazione da parte della maggioranza è insignificante anche da parte mia proporla, quindi credo che su questa mozione che rappresenta un coinvolgimento dei cittadini in termini di modi che la Commissione consigliare potrebbe anche svilupparlo, mi aspetto naturalmente anche un parere da parte della maggioranza. Grazie consigliere Tonò. Sono altri interventi? Prego sindaco. Io ho letto la mozione e mi pare che è lo stesso identico testo di quella che è stata discussa nel Consiglio Comunale del 15 novembre 2012, salvo aggiungere un inciso relativo appunto all'approvazione delle nuove linee programmatiche dello scorso febbraio. Non mi pare che nelle linee programmatiche dello scorso febbraio, potrei anche dimenticarmelo o non ricordarmi male, non mi pare che abbiamo previsto l'introduzione del bilancio partecipativo del Comune di Cavole. In ogni caso io do lettura anche la risposta del motivo per il quale noi intendiamo dare voto favorevole alla mozione, della stessa risposta che diede allora il Consiglio Comunale di cui do lettura perché sia messa a verbale. Il bilancio partecipativo coinvolge i cittadini nella sfera politica e sociale del Paese nelle scelte di ripartizione delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione di servizi e investimenti per il bene comune della popolazione. L'iniziativa rappresenta un utile strumento per conoscere quali siano le reali esigenze del cittadino e per orientare le scelte dell'amministrazione comunale verso la soddisfazione delle necessità concrete di chi realmente vive la città, fornendo prove esemplari di democrazia per creare un futuro migliore sia alla cittadinanza. Questa amministrazione, in esecuzione di un principio valorabile, ha già pertanto avviato un percorso di condivisione delle scelte amministrative future nell'ambito del programma elettorale, costituendo un rappresentante di zona a disposizione delle famiglie e delle persone, iniziando a fare le riunioni zonali nelle varie frazioni del territorio. Maggiori complessità nell'introduzione del bilancio partecipativo derivano inoltre dalla sua eventuale utilità in un regime di bilancio come quello del Comune di Cavole, nel quale l'equilibrio tra spesa rigida e spesa flessibile, che chiama con la vecchia distinzione tra spese obbligatorie e spese facoltative, di cui le recenti riforme in materia di contabilità degli enti locali hanno fatto giustizia, nel risolversi indiscutibilmente in favore delle prime, grazie anche ai ricaduti sistematici, strutturali e schizofrenici tagli imposti dal governo italiano, rende di fatto ridotta, se non impossibile, l'eventuale partecipazione alla spesa corrente da parte dei cittadini. Per tali motivazioni si ritiene di respingere la mozione. Oggi permangono le stesse motivazioni, se non ancora ulteriormente appesantite dalle iniziative del governo. Quindi mettiamo la votazione scusa, prego Capone. Grazie Presidente.
Ma tutto sommato la risposta del sindaco era anche prevedibile e del resto ce l'aveva già data in precedente occasione. Quello che però fa specie è che laddove si era previsto a dicembre del 2013 le linee programmatiche che questa amministrazione si è data, avendole poi peraltro pure deliberate con il Consiglio dell'11 febbraio, di una partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa, questo non andava ad escludere la possibilità di introdurre anche il cosiddetto bilancio partecipativo. Per contro, se vi erano stati o meno quei passaggi che ci diceva il sindaco di una partecipazione in sede di attuazione del programma e quant'altro, ciò senz'altro era anteriore all'introduzione delle linee programmatiche e che quindi avrebbero richiesto un'attuazione più puntuale di quelli che erano gli impegni di queste linee programmatiche. Per altro verso, quindi se da un lato possiamo considerare quasi scontato il voto contrario del sindaco, ci chiediamo come possono votare contrario quelli che magari allora si esprimevano favorevolmente rispetto a queste proposte. Grazie Capogruppo Borini. Sì, prego Assessore Commisso. Grazie Presidente, visto che sono stato chiamato direttamente in causa, spiegherò il perché. Mi sembra anche abbastanza facile intuire il perché voterò contro la mozione. Voterò contro la mozione perché quando fu presentata a novembre di 2 anni fa riguardava un argomento che non era previsto nel programma amministrativo, per cui le due mozioni vogliono promuovere qualcosa che non esiste e portarlo alla conoscenza e magari anche all'approvazione del Consiglio Comunale. Adesso, come lei cita nella sua mozione, invece è previsto nel programma amministrativo. Lei immagini che appena insediata un'amministrazione, tutti i punti del programma amministrativo siano sottoposti a mozione. È una cosa che sinceramente non ha senso. Quando questa maggioranza riterrà, avrà il tempo, avrà la voglia, lo farà entro i termini prima della scadenza ovviamente di prendere per mano quell'argomento, lo farà e lo farà anche senza avere i lacci e i laccioli, lo farà in maniera migliore di quella che propone lei adesso. Se poi lei cita la mozione Marchesani, le ricordo che alla mozione Marchesani lei ha partecipato alla stesura, lei ha votato contro e lei adesso pretende di mettere in atto quei punti che lei stesso ha bocciato. Quindi nel mio atteggiamento, ripeto, non vedo niente di incoerente, lo trovo invece nel suo atteggiamento e penso anche che se lei avesse veramente a cuore di dover mettere in atto le emozioni che lei presenta, questa risposta vale per tutte le emozioni anche le successive ovviamente, sarebbe venuto in maggioranza. Ritengo e credo che lei non possa smentirmi invece che lei abbia proprio poste con perfida provocazione proprio per tentare di mettere in difficoltà e questo non può succedere chi all'epoca votò a favore e adesso voterà contro. Grazie. Sì, chiedo scusa, chiedo prima la parola al capogruppo Teso. Prego, capogruppo. Sì, grazie Presidente. Assessore Commisso, mi scusi, lei parla di coerenza. Guardi, il